Dinardo, ho letto su un sito dell'ambasciata tedesca in Italia un link che dice cercasi professionisti di talento disperatamente. C'è un servizio che mette a disposizione l'ambasciata con una pagina molto ben organizzata dove da tutta una serie di informazioni puntuali e precise, come forse solo i tedeschi sanno fare, per chi vuole recarsi in Germania a lavorare. Allora, un sito internet semplice e funzionale è un'organizzazione, quella che i tedeschi, che voi avete individuato forse come nemici in qualche modo? No, abbiamo detto europei, non tedeschi. Questo vostro slogan ha creato Noi abbiamo detto europei, non tedeschi, insomma, proprio perché la politica della Merkel ha messo questo paese nelle condizioni economiche in cui viviamo. È chiaro, noi non siamo contro l'euro, non siamo contro l'euro, anzi, noi siamo per gli Stati Uniti d'Europa. Noi vogliamo cambiare un po' le regole all'interno del Parlamento europeo e della Comunità europea. Anche in problema di lavoro, l'Italia dei Valori, noi stiamo raccogliendo firme in tutta Italia con dei banchetti per abolire la legge Fornero, perché riteniamo che sia stato un altro guaio, anche questo ci ha fatto perdere quel milione di posti di lavoro. Facciamo una battaglia nel Sud a difesa del lavoro perché? Perché siamo consapevoli che se riusciamo a spendere questi fondi europei, noi abbiamo due risorse bellissime, turismo e agricoltura, che solo da noi possiamo sviluppare ancora di più. Ecco perché stiamo facendo queste battaglie. Il lavoro per noi significa dare la possibilità ai nostri giovani di restare nelle proprie terre, ma non agli emigranti di non venire. Perché, attenzione, questi non è che vengono in Italia perché stanno bene nei loro paesi, vengono in Italia perché cercano occupazione, ma non è che si fermano in Italia. Noi siamo purtroppo un confine dove dobbiamo riceverli per forza. Ecco perché diciamo che l'Europa deve stare attento, perché il problema è di tutti, non è il problema dell'Italia. Io ho fatto il sottosegretario all'interno, c'aveva la delega per l'immigrazione e mi facevano notare i colleghi degli altri paesi: ma perché voi in Italia avete una percentuale così bassa di clandestini o immigrati, mentre la Germania, la Spagna, l'Inghilterra hanno delle percentuali elevatissime rispetto a voi? Io spiegavo perché noi facevamo da transito. E allora questo transito è lo stesso transito che deve capire l'Europa, è un problema di tutti. Noi siamo costretti purtroppo a pagarne le conseguenze perché viviamo in un confine dove devono per forza arrivare da noi.